Bene, adesso vi devo dare una comunicazione. Purtroppo devo dirvi che ci sono degli artisti che sono dovuti andare via, ma che avevano aderito con tanto entusiasmo a questa festa. Quindi mi dispiace, li ringrazio comunque della loro collaborazione, ringrazio tutti gli artisti presenti e ci sono anche alcuni di loro che non sono potuti venire questa sera, che già hanno voluto, insomma, essere con noi in un altro modo. Ecco, guardate un po' la parete della chiesa perché c'è un videomessaggio per voi. Sì, questo volentieri. Chiaramente tu capisci bene che io ho un impegno che è fondamentale, cioè gli schemi, dirigere la quindi squadra. Sarà molto difficile che potrai difficile, non posso perché è un fatto di concentrazione, la squadra se vede che io mi distraggo si distrae anche lei, capito? Per cui insomma mi piace giocare, saranno 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi proprio è un rischio, per cui insomma, avendo anche qualche concerto in zona a questo periodo è meglio di non, insomma. Sì, da questo punto di vista spero che abbiano delle valide giustificazioni perché il fatto era di esserci sempre a meno che non capitasse qualcosa tipo lavoro o cose del genere, per cui la prossima riunione penso che sarà un po' infuocata da questo punto di vista. Non è vero, ci vediamo! La grande sfida all'insegna del calcio, quindi lo sport, gli artisti sardi riuniti in questa bella nazionale che comunque opera a fin di bene e si diverte molto, a testimoniare che siamo in tanti e che volevamo esserci, quindi buon proseguo e buon divertimento a tutti. Ciao ragazzi, purtroppo non posso essere lì con voi a divertirmi insieme a voi perché devo continuare la mia tournée, mi trovo, devo andare in Sicilia. Saluto tutti gli amici della Nazionale Artisti Sardi, comunque saluto tutti gli amici di Palmadula, Biancareddu, Canaglia e La Pedraia. Vi auguro di passare una bella serata e di portare avanti questo magnifico progetto. Ciao ragazzi, ciao da Giuliano Rasso. Salve amici, un saluto da Benito Ugo. Vi dico il nome perché la mattina non mi riconosco neanche io. Niente, mi dispiace perché il 25 io non ci sarò in quanto il lavoro mi chiama. Vorrei che tutti partecipaste alla festa del rinnovo. Voglio salutare anche la Nazionale Artisti Sardi, che ne faccio parte anch'io e quindi ci saranno anche loro, ci saranno di sicuro. Io ne faccio parte perché do sempre il calcio d'inizio. Perché l'età è un po' avanzata. Niente, voglio salutare gli amici di Biancareddu, Palmadula, Canaglia e La Pedraia. E a tutti quanti un buon lavoro per una buona riuscita di ciò che serve. Ciao a tutti. Salve a tutti, io oggi sono qui da questa parte della telecamera perché non posso essere per un impegno lavorativo in mezzo a voi e questo mi dispiace, ma voglio inviarvi un saluto, lo invio agli amici della Nazionale Artisti Sardi che hanno organizzato tutto, soprattutto lo invio a tutti gli amici che sono lì presenti, gli amici della festa del rinnovo di Biancareddu, di Canaglia, di Palmadula, della Pedraia. Io vi ringrazio per la vostra presenza, per il vostro contributo. In sardo si dice sighere se chi amore si mantenza, da una mano di anda e state raghienza. E voi avete allungato la vostra mano con questo gesto bellissimo per fare una cosa importante e state certi che riceverete per questo tanti grazie perché non vengono mai dimenticate dal cielo queste cose. Grazie davvero e un bacio a tutti da Maria Giovanna Che.